Una 3 giorni tutta dedicata al riso, prodotto principe di un territorio che conosce questa particolare coltura fin dal XV secolo. È così, con una festa in grande stile, ricca di convegni, stand gastronomici e momenti musicali, che le comunità del Delta del Po Veneto hanno voluto omaggiare i propri preziosi chicchi bianchi, tanto pregiati da aver ottenuto già nel 2010 il marchio di qualità europea IGP, l'indicazione geografica protetta. I nostri risi IGP sono 4 le varietà, essenzialmente c'è il Carnaroli, c'è il Baldo, c'è l'Arborio e c'è il Volano. Sono tutti risi super fini, lunghi A, che si adattano a tutti i tipi di risotto. Le caratteristiche sono molto simili, anche se noi privilegiamo il Carnaroli perché quello diciamo che è la Formula 1 del riso in tutti i sensi, però anche l'Arborio, che tiene un po' meno la cottura rispetto al Carnaroli, però è comunque un riso di tutto rispetto, e anche lui si presta a tutti i tipi di risotto, con carne, con pesce, con funghi, con tutto quello che volete, perché sono risi che hanno questa sapidità che quando uno li mangia poi dopo non li abbandona più, ve lo assicuro. È un appuntamento che segna sicuramente un punto fondamentale della nostra storia, del nostro progetto di promozione del territorio. Dico nostro perché penso che sia di tutti, quindi dei comuni, del parco, della Fondazione Cavendramin, della provincia, della regione, di tutti coloro che hanno come missione la promozione del proprio territorio. La Kermesse quest'anno al suo debutto ufficiale si è tenuta negli spazi del Museo regionale della bonifica di Cavendramin, un luogo particolarmente significativo per la storia del Polesine. L'edificio, costruito a fine Ottocento, ospitò dal 1903 al 1969 il principale complesso idrovoro per la bonifica meccanica dell'isola di Ariano. Questa qui è una zona completamente piena di paludi, acquitrinosa era, ecco. E quindi con la costruzione di questa idrovora importante si è voluto bonificare tutto il territorio del Delta del Po, questa insieme ad altre. L'idrovora di Cavendramin perse gradualmente la sua funzionalità con l'abbassamento del suolo verificatosi negli anni 50, un fenomeno che gli esperti chiamano subsidenza. Praticamente con l'estrazione del gas metano, in quanto questo sottosuolo è ricco di metano, abbiamo avuto appunto un vantaggio economico per l'estrazione del metano, ma abbiamo avuto un disastro ambientale per il semplice fatto che tutto il territorio si è abbassato di 3-4 metri sotto il livello del mare, e quindi è ancora più importante pertanto la funzione della bonifica, perché tutta l'acqua piovana e di filtrazione del Po, dell'Adige e del mare entra in questo territorio, e se non ci sono le idrovore che sollevano l'acqua e che la reimmettono nei fiumi, nel giro di un giorno o due tutto questo territorio va sotto acqua, quindi è una funzione importantissima. Quindi la storia con questo Museo regionale della bonifica, ma anche l'attualità, in quanto noi abbiamo nel Consorzio di Bonifica Delta del Po abbiamo 35 impianti idrovori che sollevano 200.000 metri cubi al secondo di acqua. E sono proprio le caratteristiche di questo terreno bonificato a rendere unico il sapore del riso. È coltivato in una zona umida, formata pochi anni fa in un delta stupendo, quindi in un terreno ricco di microelementi, con un ambiente sano, ventilato, vicino al mare, con l'aria salmastra che gli dà quella caratteristica che solo nel nostro areale riesce ad avere e non negli altri. Riso che si fa anche ambasciatore del territorio. Durante la manifestazione sono state organizzate diverse attività all'aperto, dalle passeggiate alle escursioni in barca, per consentire ai visitatori di conoscere da vicino il paesaggio del Delta. Se poi sono un turista che sono innamorato della natura, dell'ambiente, della tipicità e così, ho la possibilità appunto di godere di scenari straordinari, di ambienti naturali che sono unici. Un ecosistema talmente particolare da essere candidato a diventare riserva della biosfera UNESCO. Abbiamo presentato il 30 settembre di questo mese, quindi alcuni giorni fa, al Ministero dell'Ambiente, tramite il quale sarà presentata a Parigi la candidatura per il riconoscimento di riserva della biosfera da parte dell'UNESCO, quindi voglio dire siamo ormai nei circuiti internazionali e quindi offriamo tutto ciò che un turista
chi apprezza questo tipo di territorio è il meglio, diciamo. Ecco, se uno vuole andare sulle Dolomiti, va sulle Dolomiti ovviamente, ma noi offriamo il meglio della natura, della tipicità del mare, delle spiagge, della cacciagione, perché se anche sono presidente del parco e quindi la caccia è un qualche cosa che è un segno negativo, però fa parte della nostra storia, della nostra tradizione anche la caccia, e quindi è un elemento comunque che arricchisce il nostro territorio e la nostra offerta, diciamo, turistica.